Ceccato Automobili, concessionaria ufficiale Alfa Romeo a Bassano del Grappa, Thiene e Padova. Costenaro Assicurazioni, i tuoi assicuratori da oltre 40 anni, a San Giuseppe di Cassola, a fianco del Bassano Virtus, perché insieme si vince. Protec, componenti e accessori per l'alta moda, qualità e creatività tutta italiana da oltre 25 anni. Bentrovati al consueto appuntamento del sabato con Cuore Giallorosso. Oggi non ci sarà ovviamente un'intervista prepartita perché questa settimana il Bassano Virtus non gioca, attende il risultato delle avversarie per capire con chi dovrà vedersene in chiave playoff. E allora cominciamo subito guardando le partite di questa 38esima e ultima giornata del Girone B, che vede l'Albino Leffe ospitare il Vicenza, la Fermana affrontare il Fano, il Padova già promosso in Serie B attende il Gubbio, mentre Pordenone sfida Renate, Sant'Arcangelo affronta Ravenna, Sud Tirol aspetta Mestre, il Teramo sfida la Reggiana e la Triestina invece attende la San Benedettese. Noi comunque di quella che è stata questa settimana di allenamenti e di quello che sarà soprattutto il futuro in chiave playoff abbiamo parlato oggi con Stefano Botta. Una domenica particolare questa, starete a guardare le altre, che effetto vi farà? No, sicuramente è una situazione un po' particolare e dobbiamo aspettare per capire quale sarà la classifica finale, però ormai i nostri punti li abbiamo fatti, quindi siamo sicuri dei playoff, poi in casa fuori vedremo domenica. Sì, la l'unica discriminante, diceva anche il mister, è fondamentalmente quella, poi l'avversario che ci sarà, chiunque esso sia, bisognerà solo batterlo, non ci sarà altro da fare. Ma sì, perché sono situazioni particolari, sono partite in cui non si può fare troppi conti, pareggio, vittoria, nel senso noi dobbiamo pensare a fare la nostra gara cercando di vincere. La vostra è una squadra particolarmente giovane, quanto potrà contare magari qualche mancanza di esperienza, tu che invece ce l'hai, proprio per superare i problemi che i playoff hanno abitualmente? Sì, giovane ma non così giovane, comunque un po' di giocatori esperti ci sono, comunque in Lega Pro ci sono tante squadre giovani, poi comunque ragazzi giovani vuol dire che corrono e servirà tanta corsa. Abbiamo visto il capitano dietro, questa settimana che non si gioca, insomma, ci si può divertire un po' di più. Sì, sicuramente, soprattutto Bizzotto, ma lui si diverte sempre, anche quando si gioca le partite serie lui si diverte. Va bene così, dai. Ascoltami, questa invece formula dei playoff che potrebbe essere un altro campionato davvero, nel senso proprio una formula eterna. Sì, comunque c'è fino alla 10ª, in altri giorni anche l'11ª. Premia un po' tutti, è particolare perché sulla sfida secca magari dipende anche la situazione della squadra, il momento, e magari squadre che hanno fatto più fatica in campionato si trovano in una situazione migliore a fine campionato, è particolare, però credo che alla fine la squadra più forte uscirà sempre. Posso chiederti chi è la squadra che vorresti evitare? Ma ti dico la verità, non ci ho pensato e non mi interessa. Anche per oggi Cuore Giallorosso termina qui, noi ci rivediamo lunedì, arrivederci. Ceccato Automobili, concessionaria ufficiale Alfa Romeo a Bassano del Grappa, Thiene e Padova. Costenaro Assicurazioni, i tuoi assicuratori da oltre 40 anni, a San Giuseppe di Cassola, a fianco del Bassano Virtus, perché insieme si vince. Protec, componenti e accessori per l'alta moda, qualità e creatività tutta italiana da oltre 25 anni.